E così ho imparato. Adesso sono diversi anni che ho imparato e difatti sto facendo corsi in effetti tante donne sono venute a imparare, giovani, meno giovani, perché come ripeto è bello creare qualcosa con le proprie mani. Il risveglio dell'Om Salvarek, il risveglio della primavera e dell'uomo selvaggio sono presenti nei miti di tutto l'arco alpino. A Rivamonte a Gordino rinasce ogni anno così. L'Om Salvarek viveva nei boschi, non si faceva vedere da nessuno. Un giorno, dopo un grande temporale, arrivò ad una maison dove c'era un contadino che stava pulendo il latte con le dita. L'Om Salvarek si rifucilò, rimase vicino al fuoco, si scaldò e poi uscì. Poco dopo ritornò con questo liquidopodio e insegnò al pastore a pulire il latte con queste piccole foglioline, filtrarlo e quindi liberarlo dai scat, dagli insetti che c'erano dentro nel latte. E da allora questo liquidopodio in dialetto si chiama colin. Da quella volta ogni anno si presentava il 25 aprile perché per noi la stagione della primavera inizia il 25 aprile, non in marzo. Noi siamo un po' indietro come stagione qua su. E arrivava vestito con questo colin insieme alla sua donna pure vestita con questi colin. In mano teneva un ramo di betulla e sulla cima di questo ramo c'erano le prime foglie della betulla. Innumerevoli volte le mani abili di Rita, Luciana e Lucia hanno confezionato con amore questo costume che per loro ha un significato che è riduttivo definire folcloristico. Lontano dai simboli falsi, dai miraggi miopi e suicidi e dai paradisi artificiali, rappresenta l'antico legame degli esseri umani con l'ambiente che li circonda e la fiducia che tutti gli uomini dovrebbero avere nella natura come fonte sempre rinnovabile di energia, miniera inesauribile di sviluppo durevole. Così le parole di un genio, Leonardo da Vinci, scritte più di 5 secoli fa, splendono di grazia profetica. Salvatico è ciò che si salva.